Ultimo appuntamento con il Radicchio GP di Treviso al ristorante Trattoria da Vescovo a Noale. Alla presenza delle autorità locali e dei responsabili delle Proloco veneziane, il circuito enogastronomico Fiori d'Inverno, condotto come sempre dalla guida esperta del gastronomo Marco Valletta, si è concluso così fra vini DOC e piatti raffinati, all'insegna del prodotto tipico di quest'area. Il presidente provinciale dell'Umpli, Roberto Masetto, ha sottolineato l'importanza e la qualità del lavoro svolto dal Consorzio del Decumano nella valorizzazione e promozione del territorio. Devo ringraziare innanzitutto i ristoratori che hanno capito l'importanza della promozione di questo prodotto e lo hanno messo nei loro menù per tutto il periodo invernale in cui viene prodotto e allevato questo prodotto tipico che è appunto l'IGP Rosso di Treviso, ma devo ringraziare soprattutto l'amministrazione provinciale di Venezia nella persona soprattutto dell'assessore Lunardelli, che è assessore alle Proloco oltre che al turismo, per essere stato vicino a noi in questo circuito, ma soprattutto a sostenere tutte le nostre iniziative. Va detto che il nostro consorzio del Decumano, è un consorzio di Proloco che lavora molto intensamente con grandi manifestazioni e quindi questo rende omaggio alla terra che ci ospita, ma soprattutto diamo anche credibilità a quello che è la nostra attività di Proloco, pur lavorando da volontari esprimiamo delle potenzialità quasi da professionisti. Prodotti di qualità, in questo caso uno splendido fiore d'inverno cucinato magistralmente qui da Vescovo. Buona degustazione a tutti!